le telecamere, ci vede. Cazzo è vero. Adesso chiamo la polizia. Chiama chi te pare, dai, vai. Chiama chi te pare. Adesso io li chiamo. Polizia di Stato. Aiuto, c'è avanti. Ce l'ho in TH, ce l'ho in TH. Non puoi. Allora esci, mo. Dai, esci. No, esci. ha fatto abuso di casa. Non esiste. Perché il citofono tu non ce l'hai? No. E non ti puoi chiudere dentro casa. Hai Infatti fatto abuso. Dorlock, abuso di Dorlock. Ma dai, che forza. Dorlock che è una casa? Che Dorlock? Appunto. Appunto per questo. E perché volete che io esca? Io Esci, ho paura esci. di voi. Io Ti dobbiamo fare 4 domande. E vai, fatemele qua. Io non No, vedo di esci. voi. Io non ci faccio Esci, domande una volta. Fammi entrare in casa, fammi entrare. Allora, perché? Esci. Se siete la Prendimi il TH, polizia, avete un Valido. mandato? Cosa? Avete un... Prendimi in TH. No, io non voglio. Ok. Poi. Ma perché? Che irruzione? Esci, esci, forza. Ma ditemi di cosa avete bisogno. Ma perché Scendo, quella... facciamo Che niente, esci. promesso. Hai bisogno che esci. Caro, così Io non sicuramente me la trasto. stai solo complicando le cose. Ma che Esci. complicare, io non esco da casa mia. È casa mia. Che fai il topo? Fai il topo. Ma perché voi invece che girate in 5? Anzi in 7. Perché rubi le macchine. Pensa un po'. Te ne sei dimenticato il T10 comunque. Chi le ruba le macchine? Io non rubo, io sono un cittadino onesto. Sì, infatti. Ma ditemi perché siete qui. Macchina, sento macchina. Mm? Andate via, Occhio, io non occhio, mi fido occhio, di macchina. voi siete criminali. Dove? Sento la macchina che In gira casa mia io non qua. vi faccio No, no. entrare, tanto meno quello lì, quella lì, con il casco. Sentite, appena investito, eh? Pronto, polizia, c'è gente Vedete fuori le casa macchine? mia che è armata, io che cazzo ne so? Io sono entrato, mi sento sudare e vedo questi. Ma con ste armi, Non vi state mai fermi, avanti, non vi state mai fermi, non vi state mai fermi. avanti, belli tranquilli. La 706 e 715, per la 706. Raga, spostiamoci qua, ci farà un'imboscata. Io ho paura di... Sto armicemio. La mucella, dai. Grazie, arrivederci. Ho Guardate che- 12 FDO. Tranquillo, caro, che sappiamo dove abiti. Certo, glielo vendete io sta casa. Via, dai. No. Tranquillo. Domani ci rivediamo. Raga, se lo aspettiamo tipo qua. Stare attenti perché se ci pull-uppano è casino. Spendi la Qui macchina tutto che si sente chiuso. un sacco. Aspetta che gli sto andando a dire. Bello! Bellissimo! Guarda. Caro, mi senti? Tutti 688. Se volete ho la sede al bunker pure. Se no al bunker che non Meglio, ci meglio. possono... Sì, bunker, dai. Sì, tranquilla. Entrate veloce che devo chiudere. Ah? È chiuso. Ok. Angel, ci sei?
sono qui. Ok, a posto. Vai di là, sul muro lì. Oh, stai sparando. Bene, Beh, la fascetta ce l'hai? ma aia! Fermi. Scusa, Fra, scusa. Non lo uccidete, non lo uccidete. Ma No, no. porca puttana! No, no, è stato un errore di anni. Posso bere? Se avete le fascette legatele. Non le ho io. Io. Dimmi. Vieni qua. Io. Mi devo sedere? Sì. Stai tranquillo, ci pensiamo noi. Ah, ma a me. Oddio. Ah sì. Iniziate con le domande. Quando non vuole rispondere ci penso io. Allora, prima di tutto dove l'hai presa sta macchina? Andiamo via. Remo via? Sì. Dove Remo via? Il civico del Remo via. C'è uno Al solo. civico. Ok. Non può. No way. Come? Ho fatto per aprire la mappa, mi è rimasta incastrata negli occhi. Ok. Oh. Vabbè ragazzi, non E vi cosa ci vedrò, facevi? quindi quando puntate ditemelo. Sì, sì, Ero vai lì tranquillo. perché ero appena tornato dalla caffetteria per un'azione che avevo fatto a Remo via. Eri appena Che- tornato dalla caffetteria. Chi te l'ha data stavolta? Quello del Remo via, Quelli del Remo via ti hanno consegnato questa macchina. letteralmente. Cazzata. No, Cazzata. no, no, no. Aia! Ma perché urlo da solo? No, non è una cazzata. Aia. Sei sicuro? Invece è una cazzata. Sei Lo dico sicuro? io. E io invece ti dico che non è una cazzata. Fammi pure, la verità te la sto a dire. Sì. Ok, chi è che te l'ha consegnata? Descrivimi. Uno che aveva un tatuaggio di un bacio sulla parte destra della mandibola. Della mandibola. Un bacio poi. Vabbè, capelli neri, il vestito da Remo via. Vestito da Remo via. Chiaro di pelle. Chiaro, ok. Aveva solo quel tatuaggio? Sì, visibile sì, poi degli altri non lo so. Ok. Gliel'hai chiesto tu o te l'ha data lui? L'ho chiesta io. Gliel'hai chiesto tu? Sì, non avevo una macchina, lì non c'è un garage. E lui ti ha dato la Brabus. Dal garage te l'ha preso. No, ma la stava portando dentro con una macchina, con un furgone blu. Ah, la stava portando. Ah, ok, ho capito. Quindi, Per non ok. fare il modulo, quelle cazzo che fanno loro, me l'ha dato. Ok, ho capito. Quindi semplicemente l'hai incontrato. Ok, era lì, tu gli hai chiesto la macchina se te la poteva dare e lui te l'ha data. Mhm. Ok, grazie Strano per perché sono l'informazione. belli pignoli comunque. Strano che ti hanno dato la macchina. Ma questo qui lo conosco pure, uno che dice sempre bischero, è tipo all'accento toscano. Ok, com'è che si chiama questo? Non lo so. Mai Non lo detto sai? nome. Puoi Accento spaccarmi le toscano. palle, io non lo so. Ok. Non lo sai. Toscano. scusa, Bacio. non sai il nome? Io non dico mai il mio nome, non lo chiedo. Però lo Ho sempre conosci. chiamato il toscano. Sì. Secondo E me ce l'hai- tra poco te lo ricordi, quindi, secondo me. e quindi aspetta, ti ha dato lui la macchina perché gliel'hai richiesta tu, giusto? Sì, Mm. E quanto l'hai pagata la fattura? non l'ho pagato, non mi ha fatto Perché... proprio nessuna fattura. Ah, sì. Mm, non l'hai pagata, eh? mm, Mm. La verità. Bene, bene. Dove vuoi che ti sparo prima, nella destra o nella sinistra? No, non vedo che mi stai puntando, quindi scegli tu. Dove hai sparato? Perché ci prendi per il culo? Perché ci prendi per il culo? Non vi vedo veramente, Tu pensi che siamo degli scemi? Pensi che No. siamo 5 scemi qua vicini a te per farci prendere per il culo da te? No, Allora perché dici cazzata? Dimmi perché dici cazzata. non è una cazzata. Te lo richiedo l'ultima volta, dove hai preso quella macchina? Vediamo se gli, Remo ve- via, Puntato. parlami Sei pure, ti puntato. sto dicendo la verità. vediamo vediamo se gli viene in mente così. Vai. Che sta facendo? Non vedo niente. Ora ti bevi un po' di benzina, dai. Vediamo che sapore ha. Te lo ricordi sì o no? Pure vabbè.
Quindi? La verità te l'ho detta. Niente? Mm. La verità, Ehm, potete spararmi in testa, io la verità ve la sto dicendo. Sì. Hai un documento addosso, vero? Me l'ho dato. Che io già mostrato. Glielo date, Come come si si chiama? Si chiama ciabatta. Non mi ricordo, un secondo solo che lo... Ciao, batta mio Guardate, muro. Passamelo a me. Ah, eccomi qua. Tornato. Cos'aveva altro addosso? Cos'aveva? Niente, Pistola, niente? niente. Avevo lasciato tutto a casa. Ah, Certo, tutto è lì. normale. Casa. Certo, normale, normale. Belli i tatuaggi comunque. Grazie. Sono miei. Niente. Sono tuoi? Mhm. Vediamo, togliete... Io non vedo nulla. Cosa hai detto? Ripeti? Io non vedo nulla. Letteralmente. Come Ho la mai? mappa stampata negli occhi, la mappa della città stampata negli occhi. Posso premere il cazzo che mi pare, non va. Ah, Posso fare tutti i muscoli che voglio. Posso anche diventare un bodybuilder. Ah, per quello... sai qual è il problema? Che noi abbiamo molti amici a Removia. Buono. Quindi per quello ti sto ripetendo di dire un'altra volta che dici cazzate. Tu continui a dire Non di no. sto dicendo cazzate. Ma sei convinto? Perché la verità? Veramente. È la verità. È la verità. Mhm. È la verità. La radio non ce l'aveva, vero? Sì, sì, ce Lasciata- l'aveva la Ah, radio. ce l'aveva la radio? Dimmi una cosa, in che canale Mm. stavi nella radio? Non ti Adesso ricordi, no. vero? 131.6. 131.6? Sì, mi ci hai pensato un po' troppo per dirla. Sì, sì. È una radio presa a cazzo, ragazzi. Non è che io sono Ah, massimo- che è una radio presa così praticamente tu prendi le macchine a cazzo, prendi le radio a cazzo e niente. Tu sei un Sì, sì. cazzone, serve per praticamente. sparare, mi concentro. Era lo io spariamo a sulla cazzo. Ah, ho capito. Quindi proprio un cazzone in tutto e per tutto sei. Allora, ti uccidiamo a cazzo e ti buttiamo nell'acqua anche a cazzo perché ci diverte. Che dici? Ti radio. Io vi sto a piace dire la come idea? verità. Poi, Bello. se non volete altre informazioni, no. Ah, Da quant'è che, aggiungere da l'informazione. quant'è che sei in città? 4 mesi. Mm. Ah, 4 mesi. Inizio terremoto. Lavori da qualche parte? Mi sa non sente dolore il ragazzo, eh. sì. Gli ho sparato Non vedo nulla, un non colpo vedo nel piede. nulla. Non è che posso fare molto, se non vedo nulla non vedo cosa mi state facendo. Poi se c'è il silenziatore è ancora peggio. Vabbè, allora hai sentito. Ho sentito che è ricaricato. Il silenziatore. Ah, quindi ricaricando senti il silenziatore. Capisco. sì. Cazzo, sento che comunque un proiettile Il è carrello è sparato. un'altra, Ci alzo da sta sedia qua. Vediamo che fare. Aspetta. Ok, a posto. Adesso vedi? A posto. Sì, per forza. Grande. Appoggiati al muro, vieni, appoggiati al muro, vieni. Vieni al muro. Dove? Vai lì, lì dove Chi è eri. che ha parlato? Lì dove eri prima, vai. Quindi praticamente noi siamo dei cazzoni, tu hai preso la macchina a caso, sei Hai qua da dato una 4 radio a mesi, cazzo, la radio a cazzo, quindi è giusto è così, no? Vero? Perfetto. Alzati in piedi, alza le mani. Che cazzo di lavoro fai in città? Farai qualche punto. E come fai i soldi lavori? in città? No, Non ne fai i soldi in città, quindi? no. Non ci La credo casa che com'è campi che con la ce l'hai, scusa? disoccupazione. Erano dei soldi che mi hanno dato. E quindi Che? come l'hai pagata la casa? Mi ha detto un mio amico che ha dei contatti. Chi è il tuo Come- amico? Alle come si radio, chiama? pure- Troppe cose ti dà. Come si Ah, chiama? ma quello? ha degli amici generosi, devo dire. Ah, Il carattrezzi della macchina gratis, l'amico che gli regala la casa. Come si Complimenti. chiama il tuo Non è amico? che me la... Si chiama Respect ti abusa e non sto scherzando. respect? Ti Anche abusa. perché se stai scherzando non mi sembra il Ok. caso, c'è 3 pistole Ma puntate. appunto. Allora, un secondo solo. Io adesso ti restituisco il telefono. E tu mi dai il numero di telefono. È il suo? Certo. E come farò a ricordarmi dopo? Mi ha sparato. Ma Come? te, chi ti ha detto che ti spariamo adesso? Tu fai quello che Toh, ti dice. ti ho ridato il telefono. Dammi il numero. Spero che sia in città, spero tantissimo. Vabbè, se non è in città ora si riprova domani, ce n'è che. Certo, quello non è un problema. Però magari ci facciamo delle risate tutte assieme, capito? Ah, sì. Tra cazzoni ci divertiamo. Come pensa lui.
Non può mai Vabbè, ma lo Sì, prendiamo a caso. ovviamente lo prendiamo a caso. Sì, squilla in città. Sì, sì, no, infatti no, no, Perfetto. assolutamente. 329 Vai, 06 329 56 0656 304. 304. Hai detto che si chiama? Respect ti abusa. Ok, quindi lui ti ha dato i soldi per la casa, giusto? Sì, abbiamo fatto delle rapide assieme e me l'ha dato il mio capo. Ok. Avete fatto delle... collaborate Ah. spesso voi due? Sempre. Sempre? Sempre. Mhm. Collaborate insieme ad altre persone? Io collaboro insieme a chi mi capita in città. Non mi interessa Ok. che io Chi ti glielo capita in prendo. città? E invece, come vi sentite tu e questo ragazzo? Per radio, immagino. Giusto? Prendiamo delle radio a cazzo e gli mando un messaggio con su scritto la radio. In questo caso era 131.6. L'ultima radio che avete usato qual è? 131.6. Questi soldi che fai nella rapina a chi li porta? A uno abbiamo il suo numero, ci pulisce i soldi. Come si chiama? Quello non lo so. E vedi Non lo come sai? gli hai messo nella rubrica, no? Era lui il suo numero. Ah, lui... Lui, ah, sì, perfetto, lui. va bene. Chiama il tuo amico? Anzi, no, lo chiamo io. Vai Oh, tranquillo, vabbè, aspetta. quando vuoi. Ok, chiama il tuo amico, chiama. Diglio al tuo amico di venire al parcheggio. Anzi, digli di venire al negozio di tatuaggi che c'è al 596. Oh, poi c'è cagato, Mhm. spara un buco e E mi basta. risponde. Aspetta, aspetta, Sì, sì. aspetta, aspetta, aspetta. Quando ti Eh, Digli che vi risponde... fate un bel tatuaggio insieme. Sì, sì, sì. No, non risponde. Se vuoi ti chiamalo tu, no, non ha risposto. Non risponde, ma gli suona il telefono. L'ultima radio in cui stavi? 121.6. 131 o 21? 31. Ok. Check. In radio non risponde nessuno. Hai già provato? Ho già provato. La radio mi Mm. sembra un po' una puttanata. Certo, a caso anche quella, non pensate. No, non è a caso. Però siamo dei Non è il cazzoni caso. noi. Siamo dei cazzoni, ragazzi, noi. Non è a caso, è quella. Richiamalo. Ok. Metti il Ma vivo voce. squillava? Squillava? Se non risponde non posso metterlo il Metti io... Così. Dov'è l'ultima volta che hai consegnato i soldi a questa persona? Consegna lui. Li consegna lui, fa tutto lui. Sì. Mhm. Tu praticamente vieni servito e riverito. Il tuo amico ti dà i soldi, ti compra la casa. Sì. Mm. Sarà importante tu come persona, no? Può essere. Mm-mm. No, Può essere, può niente, essere. sempre... Ragazzi, trattenetelo un attimo, io mi allontano 2 minuti precisi. Certo. Beh, qua siamo troppo a chiacchiera, quindi allora, che cosa c'è da dire? Io il suo numero ve l'ho dato. Avevo detto dove ho preso la macchina. Qua c'è gente che gli regala l'auto, gente che gli regala la macchina. A me sinceramente la tutto quello che hai detto pare tutta una stronzata, sinceramente, mi sta Può facendo chiamare abbastanza nervosire. al telefono con Hai letto che l'anonimo? io abbia detto una stronzata? A me sì, secondo me sì, perché la removia non te lo danno Perché senza il se ti ho detto la documento e verità, senza non targa. In realtà non penso Non esca prendermi per comunque. il culo. Non ti sto prendendo per il culo. No. No. Sono calmissimo. È lui che... Lui può fare il cazzo che vuole. Bene. Vorrei io un amico che mi regalasse tutte queste cose. Boh, io sinceramente non mi fido del fatto che removia tu prendi per prendere la macchina a casa, che non manca è tua. Ma è Ok. successo, a parte che poi serve la fattura. Ma infatti... Infatti serve pure la targa, quindi la vedo A meno che abbastanza l'auto dura fosse come la cosa. tua, ma siccome abbiamo la certezza che non è la tua l'auto, Fammi un se piacere, no, se no non cavati la saremo maglia. qui. Cavati la maglia un attimo. Vai. E la della maglia. Cavati la vai, maglia. Girati. Mm. Ok. Vediamo i pantaloni invece, vediamo i tatuaggi delle gambe. Che belli questi tatuaggi. Belli belli, eh? Cosa me l'indomba ti distinguono? Che tua mamma ti riesce a distinguere. Ma i tatuaggi ti hanno offerto pure quelli? E ci vogliono un po' di soldi per questi tatuaggi. A quanto pare. Ah, A ok. quanto pare, Quanto perfetto. pare.
Vabbè, fratello mio, girati. Girati. Ragazzi, procedo. No, aspetta, No, aspetta un attimo. aspetta. Questi tatuaggi costano veramente tanto, quindi fammi indovinare, anche il tuo amico te li ha offerti questi. Penso che sono miei. Sono tuoi? Come hai fatto a permetterteli, perdonami? Come? Non ho capito cosa hai detto. Come hai fatto a permetterteli? Li ho pagati. Non senti male la gamba? Ah, perché me l'hai sparato? No, ho preso il muro, Io vedo il sangue. No, io vedo sangue. Anche io. Sì, l'hai Cos'è? preso. Le mestruazioni, fra? Comunque il cappello è Vabbè. molto strano in realtà, io credo di aver visto gente in giro con questo cappello. Mi chiedevo È un se cappello facessi parte. normalissimo. Sì, secondo te loro hanno cappelli normalissimi? È un cappello normalissimo, cioè non è che c'ha una scritta, un qualcosa, una firma. è un Ci cappello mancherebbe, saresti cazzone quanto noi a quel punto. Infatti. quindi- Vabbè. aziendale non è proprio- Vabbè, ragazzi, c'è un sacco di sparato in destra, rotto il cazzo. Aspetta. Qualcos'altro da dire? Anto, spostati, Anto. Quindi sei sicuro che te la dateremo via la macchina? 100% 1000%. A posto. Dove lo portiamo? A farsi un bagno al mare. Stare qua. Sentite? Sì. Sì. Seguite me, seguite me. Aspetta. Che cazzo è passato? Ragazzi, ci siete ancora? Ok. Dove siete? Stiamo venendo verso un'uscita. Quale è l'uscita? Quella che Tunnel. stai facendo tu, sì. Ok, spostatevi di là. Dove state, raga? Buonanotte, ragazzi. Buonanotte, buonanotte. Oh, sono su, sono con l'elicottero. A terra qua nella strada, dove ti viene comodo. Che posti è? Di regola 4, credo. Va bene, I io... 3 possono salire con uno in braccio. No, io chiudo gli occhietti, raga. Avete scoperto qualcosa di questo? Ma che? Vabbè, sì, qualcosina sì. Attenzione, raga. Vabbè, Oh. raccontatemi un po'. Aspetta un secondo, dopo. Attenzione all'elica dietro, attenzione all'elica dietro. Chi sei? Attenzione all'elica dietro, attenzione Sì. all'elica No. Il Nor?
Lindoro sei tu? Certo. No, non è Lindoro, non c'è Lindoro. Sì che ci sono. E dove sei? Che stai facendo qua a questo orario? Ero andato per seguo su FIFA, ma sono tornato. Le bombe! Poi scugni Dove sei? No, non andando lontano però. Buona. GDM. Arrivo un attimo. Buono. Solo vicino al molo, vicino al molo. Dai, almeno se facesse a nuoto. Infatti, a noi bugiardi non ci piacciono. Vai, vai. Ce l'ha. L'ultimo che è entrato. Io. Lascialo qui. Mollalo. Addio. È a posto. Ciao compa, ciao bello. No. Ottimo raga. Minchia, raga. Mi dispiace che non abbiamo scoperto niente però. No, invece sì, invece abbiamo scoperto dove abita. Numero di telefono. Vabbè, il numero di Sì, telefono però numero. sarà falso. Sarà Oh, falso. Vito, ma tu hai cose? Nico. Vito, dimmi. Nico. Oh, Hai la GoPro registrato? la GoPro sì. Cioè la GoPro, Bene. sì. Hai fatto la No. clip? Sì. Io non ho GoPro attivo. C'è un altro Poi- elicottero, raga. Dove sei? Sono al No, GTM. Su. Io sono fuori. Sei Vai fuori. GDM, vai GDM. Ma c'è Angelo in città? Non Non GDM? penso. Sì. Ah, sì, scusa. Comunque il fatto di FIFA non si è sistemato. Raga, domani sappiamo cosa fare. Sì. Cosa dobbiamo fare? Domani intanto proviamo, continuiamo a chiamare sto numero, vediamo se ci risponde qualcuno. Ma suonava? Non lo so, io non ho chiamato, non voglio far vedere il mio numero. E lui ha detto che suonava. Boh. Ma ci stava prendendo. Per me non ci aveva neanche dato il numero giusto. Però sappiamo voi- dove abita, raga. Che voi Dove abita, come si sappiate, chiama? si può mettere lo sconosciuto. Penso di no. Ma tanto io e GDM, te che mi ci sta? sente- Garage? Sì, si fa, sì. Ma tanto, cioè, nel senso non è per noi, è più per voi. Sì. E per quello gli ho chiesto se registravo. Esatto. Cioè, noi sappiamo già tutto. Io non ho GoPro. A posto. Ah, ecco, lo sponsor di questo video. Allora, praticamente stiamo parlando di NordVPN. Non si tratta di gestire attività legali o illegali, ma bensì della sicurezza online. NordVPN, infatti, è un servizio che offre tantissime cose nell'ambito di sicurezza online, che vanno da antipubblicità, anti-malware come Threat Protection Pro, con cui ci si riesce appunto, ad esempio, a bloccare tutti quei malware su cui facciamo clic accidentalmente, dove praticamente compaiono tipo 10.000 pop-up che infestano tutto quanto, schede a destra e a sinistra. Ecco perché un pop-up che ovviamente portano a delle truffe e a scam. Quindi Nord ha tantissimi strumenti per combattere tutto quello che ci minaccia online. Comunque, in sintesi, possiamo stare tranquilli con un abbonamento mensile, annuale o biennale, perché riusciamo a coprire fino a 10 dispositivi cliccando il link qua sotto, e potete usufruire anche di uno sconto per il Black Friday, in più anche 4 mesi extra sui piani biennali. Trovate tutto qui sotto in descrizione.